Isalio, Monreale e Barracamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni. Non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nel nostro ufficio. Noi garantiamo certezza. Amici di Directa Sport, siete in collegamento diretto con il campo Coghinas di Assemini. Sta per avere inizio la sfida tra San Marco Assemini e Samassi alla formazione bianco-azzurra. Manca un solo punto per la matematica certezza della promozione in eccellenza regionale. Dall'altra parte però c'è una San Marco che è determinato a non concedere questo punto perché a caccia della salvezza. Io sono in compagnia del presidente del Samassi, Francesco Sezzu. Presidente, qual è il clima? Mi è sembrato di intravedere anche un po' di tensione, come è normale che sia. Sì, sicuramente la tensione c'è, non manca. Siamo arrivati oggi, ci manca il punto e dovremmo farlo qua, almeno qua festeggeremo fuori casa. È un continuo rimandare, insomma, questa festa che però, insomma, è praticamente questione di tempo. La vostra è stata una grande cavalcata, una cavalcata trionfale. Dopo 2 anni fa che abbiamo festeggiato, l'anno scorso abbiamo festeggiato e quindi facciamo le triplette. Presidente, che è appena arrivato al campo e io stesso gli ho dato la notizia della defezione del bomber Cristian Cacciuto, che non potrà purtroppo prendere parte a questa gara. Secondo lei quanto andrà a influire la sua assenza, magari anche da un punto di vista psicologico, no? Con i compagni che sono abituati ad avere un punto di riferimento importante in lui? Diciamo che la mancanza di Cristian si sentirà, però abbiamo una cosa abbastanza ampia e c'è chi lo sostituirà bene. Penso di così. Secondo lei che partita andremo a vedere? Già preannunciato in precedenza, la San Marco quest'oggi vuole vincere. Ho parlato in precedenza anche con i dirigenti perché c'è in palio la salvezza matematica. Dall'altra parte qualcuno magari può immaginarsi una gara tranquilla, invece no, ci sarà battaglia in campo. Io mi auguro che sia una bella partita a entrambe le parti. Una giornata di sport, che sia sport, non che sia. Con la San Marco non abbiamo problemi. Al punto lo prendiamo, altrimenti lo mandiamo un'altra volta. Non è che. Quest'oggi potreste festeggiare fuori casa, ma il paese è collegato anche tramite la nostra diretta. Non so se vuole rivolgere un saluto a chi è rimasto in paese magari a seguire questa partita. Do un augurio a tutti i tifosi, a chi non è potuto venire in campo, vederla tramite la diretta su YouTube. Va bene così, allora grazie mille al presidente del Samassi, Francesco Sezzu. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo in diretta dal campo Coghinas di Assemini. Guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, vediamo 2 belle casette per lei. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono 2 soluzioni indipendenti. Buona giornata, No, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoret. Al Samassi basta un solo punto per la promozione matematica in eccellenza. La squadra allenata da Paolo Busanche prima con 63 punti, 9 di vantaggio sul Carbonia che insegue a quota 54. Quest'oggi allora in caso di vittoria di pareggio contro la San Marco i mediocampitanesi ritroverebbero la massima divisione regionale abbandonata 3 anni fa in seguito a una dolorosa non iscrizione. Da allora la compagine del presidente Francesco Sezzu ha lavorato duro per ritrovare l'eccellenza. Il campo Coghinas di Assemini potrebbe essere il teatro allora della promozione matematica dei bianco-azzurri. Dall'altra parte però attenzione a una San Marco piuttosto tranquilla dal punto di vista della classifica, ma che ancora non ha centrato matematicamente l'obiettivo della salvezza. La squadra allenata da Enzo Zottori può disporre di elementi molto importanti per la categoria come Farci, Pilleri e Picciau tra gli altri, e
non può dunque essere presa sotto gamba, anche perché nel corso di questa stagione la San Marco a Semine è stata capace di portare a casa degli scalpi importanti come quelli del Carbonia, dell'Arbus e del Carloforte, partita che allora sta per iniziare, che verrà diretta dal signor Marco Casura di Euzieri, coadiuvato dagli assistenti Luigi Satta e Patrizio Lodi di Cagliari. San Marco che si schiera con una tenuta rosso-blu, dall'altra parte il Samassi invece in divisa bianca. Andiamo anche a dare lettura delle formazioni. La San Marco di Enzo Zottori si schiera con il numero 1 portiere Andrea Muccione, con il numero 2 Emanuele Spiga, con il numero 3 Federico Niedu, con il numero 4 Claudio Mura, con il numero 5 Cristian Mura, con il numero 6 Matteo Floris, con il numero 7 Ignazio Picciau, con il numero 8 Simone Cao, con il numero 9 Davide Farci, con il numero 10 Pierluigi Pilleri, con il numero 11 Leonardo Saccucci. In panchina a disposizione di mister Zottori ci sono con il numero 12 Nicolas Medda, con il numero 13 Jacopo Ugas, con il numero 14 Massimo Corona, con il numero 15 Alessio Fois, con il numero 16 Stefano Dinaro, con il numero 17 Mauro Littera, con il numero 18 Riccardo Serra. Dall'altra parte il Samassi invece si schiera con il numero 1 Claudio Pillitu, con il numero 2 Riccardo Massa, con il numero 3 Lorenzo Nonnis, con il numero 4 Cristian Dessi, con il numero 5 Gianni Argiolas, con il numero 6 Daniele Porcu, con il numero 7 Alessio Meloni, con il numero 8 Alessio Congiu, con il numero 9 Stefano Mura, con il numero 10 Emiliano Medis, con il numero 11 Emanuel Serpi. A disposizione di mister Busanca ci sono Claudio Cossu con il numero 12, con il numero 13 Alessio Mossa, con il numero 14 Yacuba, con il numero 15 Abdurrahmane, con il numero 16 Pillosu e con il 18 Aru. Non c'è in formazione il bomber principe del girone A del campionato di promozione, ovvero Cristian Cacciuto, messo fuori causa proprio qualche ora prima della partita da un attacco influenzale, dunque una defezione grave per il Samassi, che cerca comunque, grazie alla qualità del proprio reparto avanzato, di conquistare allora questo punto che manca per la promozione matematica in eccellenza. La festa era già pronta la scorsa settimana a Samassi grazie alla vittoria di misura contro la retrocessa Montepone Iglesias, ma la vittoria nel finale del Carbonia sul campo dell'Arbus, per certi versi un po' a sorpresa, ha dunque rinviato la festa del Samassi, che cerca quest'oggi di riconquistare meglio, dopo 3 anni di assenza, il campionato di eccellenza. Il Samassi è già in proiezione offensiva, qui finisce a terra e poi Emiliano Melis, arriva l'autorete che porta subito in vantaggio il Samassi quando è passato praticamente un solo minuto di gioco al campo Coghinas di Assemini. Il Samassi è già in vantaggio in virtù di una sfortunata autorete da parte della San Marco, un pallone che è carambolato in aria con Emiliano Melis, che tra l'altro era finito a terra, sosteneva di essere spinto alle spalle, l'arbitro ha optato per il non fischio, e poi il pallone che è terminato beffardo alle spalle di Andrea Muccione, estremo difensore della San Marco. E dunque dopo pochissimo il punteggio è già cambiato al campo Coghinas di Assemini, vantaggio Samassi 1-0, Samassi che subito riconquista il pallone. Qui c'è il fallo sul playmaker di centrocampo del Samassi, Cristian Dessi, fermato fallosamente. Allora calcio di punizione da zona difensiva per la squadra allenata da Paolo Busanca. Dunque partita subito in discesa, partita che tutt'altro priva di contenuti agonistici quest'oggi, perché la San Marco è assolutamente determinata a vincere per salvarsi matematicamente già quest'oggi. Ricordiamo che mancano 2 giornate. Oltre a questo, ovviamente, al termine del campionato di promozione sarà un pomeriggio molto intenso anche sugli altri campi, e magari nel corso della telecronaca vi renderemo conto anche di quanto sta succedendo sugli altri campi appunto del girone A. Rimessa dal fondo intanto per la San Marco, subito colpita a freddo, vedremo se ci sarà la reazione. Un altro fattore da tenere in considerazione quest'oggi è il vento. Avete visto il rilancio sbilenco di Muccione, con il vento appunto che soffia in direzione contraria rispetto al verso di attacco della San Marco. Qui ancora un pallone che danza pericoloso al limite dell'area di rigore, riesce a sbrogliare in qualche modo la compagine di Assemini, neopromossa nel campionato di promozione. Da neopromossa è stata protagonista di una buona stagione fino a questo momento, un po' rovinata tra virgolette dal rendimento esterno che non è stato all'altezza delle aspettative. Ricordiamo anche quello che è il cammino delle due formazioni. Samassi primo, come detto, con 63 punti, 19 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte, 50 reti fatte, terzo miglior attacco dopo Guspini e Seuro, e appena 20 reti subite, che rendono appunto la formazione di Paolo Busanca la miglior difesa di tutti e due i gironi di promozione. Intanto seguiamo questa azione pericolosa ancora sulla destra, dove si fa vedere il numero 7 Meloni,
Meloni che riesce a difendere il pallone sulla pressione dell'avversario, si trattava di Cristian Mura, buono il pallone al centro, poi arriva al limite dell'area, lascia scorrere il numero 8 Congiu per Dessì che stava arrivando per la gran botta dalla distanza, il pallone che però è stato recuperato dalla San Marco. Dicevamo del Samassi che arriva qui ad Assemini forte di una striscia positiva lunghissima, 6 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte. Questo è il ruolino intanto lontano dalle mura di casa, ruolino che rende il Samassi, scusate, la miglior formazione dal punto di vista del rendimento esterno del girone, alle spalle solamente del Carbonia che invece ha conquistato ben 28 punti in trasferta. Dicevamo della striscia positiva del Samassi che dura dallo scorso 29 gennaio quando incappò nell'unica battuta d'arresto del girone di ritorno 4-1 sul campo dell'Arbus. Sono dunque 11 risultati utili consecutivi per i mediocampitanesi con 8 vittorie e 3 pareggi. Questo è lo score. Intanto c'è questo rinvio sbilenco che colpisce addirittura la parte esterna della traversa. Abbiamo detto il vento sarà un fattore da tenere in considerazione nel corso di questa partita. Quinto minuto nel corso del primo tempo, il punteggio è già cambiato, lo ricordiamo, il Samassi è in vantaggio per una rete a 0, corner dalla destra in favore della San Marco, si porta nella zona delle operazioni Mura. Si tratta in particolare di Cristian Mura per la San Marco, tutti i saltatori della formazione di casa a ridosso dell'area piccola, cercherà di sfruttare allora anche i calci piazzati la formazione di Mister Zotti, il pallone che arriva pericoloso, cercava di sorprendere Pillitu, il suo avversario Cristian Mura, il pallone che viene però raccolto dal portiere ex Monteponi Iglesias e poi è già ripartito Dessì, è smarcato tra le linee Melis che invita all'azione sulla sinistra Stefano Mura, spazio per correre, Mura che punta il suo avversario diretto sul sinistro, molto bene lo spunto e poi Melis che cicca una conclusione da posizione molto invitante, ha provato la conclusione di prima intenzione con il sinistro, il pallone però non è stato indirizzato nel migliore dei modi, allora Muccione può andare a raccogliere il pallone per la rimessa dal fondo. Tanto Samassi in questo inizio di partita, Samassi che è già passato, San Marco un po' sonnolenta, ora anche il capitano in maglia numero 10 Pilleri cerca di scuotere un po' i suoi compagni. Ora il pallone messo giù da parte del numero 9 Davide Farci, poi Farci che cercava lo spunto, messo giù, calcio di punizione prontamente fischiato dal signor Casula di Ozieri. Sesto minuto nel corso del primo tempo, prova ad avanzare la San Marco, ora si fa avanti anche con il numero 3 Niedu, un po' mal piazzato in questa circostanza, la difesa del Samassi riesce comunque a recuperare molto bene la posizione con il numero 2 Riccardo Massa e poi il pallone liberato in avanti con la San Marco che potrà usufruire di una rimessa laterale sempre però in zona offensiva. Ora spalle alla porta, cerca di girarsi Picciau, attaccato subito da 2 avversari, cerca di destreggiarsi e poi prova una sorta di tiro cross che viene raccolto comunque facilmente da Pillitu che ha messo giù il pallone. Samassi che prova a ripartire, pressing abbastanza alto ora da parte della San Marco che cerca di inaridire le fonti di gioco del Samassi che però si disimpegna molto bene lungo la corsia di sinistra, invitato all'azione ora Emiliano Melis, buono lo stop, non altrettanto però il tiro un po' ciccato anche in questa circostanza da parte di Emiliano Melis che è stato comunque uno dei protagonisti più importanti di questo inizio di partita. Emiliano Melis messo giù in maniera sospetta al momento del vantaggio su autorete del Samassi, poi un'altra occasione da rete sul suo piede sinistro e anche adesso aveva lo spazio per concludere sicuramente in maniera migliore. Nulla di fatto comunque al campo Coghinas, rimessa da parte di Muccione, arriva sul pallone di testa Dessì, poi cerca di raggiungerlo ancora Emiliano Melis, c'è in vantaggio però Cristian Mura che rilancia in avanti, Picciau prova a controllare il pallone, non ci riesce, poi arriva il fischio arbitrale per comandare un calcio di punizione ancora in favore del Samassi con Dessì che è stato fermato in maniera irregolare. Dessì uno dei giocatori ovviamente più quotati del Samassi da quando è arrivato lui in cabina di regia. La formazione di Paolo Busanca ha cambiato marcia, intanto seguiamo questa azione che si sviluppa sulla destra, poi il pallone che torna
sulla tre quarti, cerca lo spunto Congiu che libera il tiro, è interessante la respinta da parte di Muccione, ma non è finita, qui cercato ancora Emiliano Melis, arriva la chiusura stavolta tempestiva da parte di Niedu, ancora Samassi però in controllo del pallone, stavolta costretto però a indietreggiare Congiu che rischia qualcosina, poi il pallone calciato in qualche modo per evitare soprattutto rischi, si riprenderà con una rimessa dal lato destro in zona difensiva per la San Marco. Ora Niedu mette giù il pallone, dà un'occhiata in avanti, arriva a raccogliere la sfera Pilleri, poi lo scambio ancora in zona difensiva per la San Marco, il pallone sulla destra, preso un po' in controtempo stavolta Saccucci, poi il rimpallo e ancora una rimessa laterale in favore del Samassi che ora cerca di avanzare, qui molto bravo con il numero 11 Serpi che prende in controtempo Niedu. Serpi, interessante il pallone per Melis che non riesce nemmeno in questa circostanza nella deviazione vincente, ha provato il tocco sotto di giustezza per beffare Muccione che in qualche modo è riuscito ad arrivare sul pallone, a deviarlo in corner. Che occasione per il Samassi al 9° minuto nel corso del primo tempo, ancora sui piedi di Emiliano Melis, è la terza occasione nitida che capita sui piedi del giocatore ex Cagliari e Torres, tra le altre corner comunque dalla sinistra per il Samassi che continua imperterrito in questa sua azione offensiva. De Sisi in carica della battuta del corner, provano a smarcarsi al centro dell'area con il numero 6, si trattava di Porco, e con l'11 Serpi, nessuno dei due è riuscito ad arrivare sul pallone. E allora altra rimessa dal fondo per Muccione con il Samassi che ha sicuramente legittimato il vantaggio, arrivato dopo appena un minuto di gioco. Rimessa eseguita da Muccione, prova a ripartire la San Marco, gran pressing da parte del Samassi che ha già recuperato il pallone, davvero morbido fino ad ora l'atteggiamento da parte dei ragazzi di Zottoli che ora riescono comunque a guadagnare questa rimessa da zona difensiva. È molto efficace il pressing del Samassi fino a questo momento, è ora sprecato un'altra rimessa laterale in malo modo con ora Picciau che prova a tornare in possesso del pallone rilanciato in avanti ora per la San Marco con Farci che subisce fallo, e allora Pilleri va a recuperare il pallone pronto per la battuta del calcio di punizione, cerca di avanzare, di guadagnare qualche metro la San Marco a 6,80 ora con Farci che prova a girarsi, è controllato da De Sì con esperienza, riesce a fermarlo in maniera pulita secondo il direttore di gara. Allora riparte De Sì, servito Melis, il tocco di prima intenzione poi per Meloni, riparte dalle retrovie ora il Samassi che ha spazio per agire, vuole ragionare, vuole andare con calma. Ora Congiu allarga sulla destra per Emiliano Melis, lo stop di petto da parte di Melis, buono l'inserimento sulla destra da parte di Meloni, la fuga di Meloni, là davanti c'è Serpi, c'è anche Mura, caccia del pallone, il cross verso il centro, stavolta è bravo Muccione, legge bene la traiettoria del pallone e prova a far partire il contropiede della San Marco che cerca coraggio in questa partita. Qui c'è l'anticipo che non è regolare a giudizio del direttore di gara da parte del numero 6 Daniele Porcu, match winner della sfida della scorsa settimana contro la Monteponi Iglesias. Fischio arbitrale, allora calcio di punizione nella zona centrale del campo in favore della San Marco. Calcio di punizione battuto in questo momento. Intanto vi ricordiamo che siamo in diretta in questo momento su Facebook anche da un altro campo, sulla palla, è il campo Sarodia di Oristano, dove è in corso la finale playoff del campionato di eccellenza regionale tra Budoni e Calangianus. Intanto, come avete visto, è stato comandato un altro calcio di punizione, stavolta la posizione molto interessante in favore della San Marco quando siamo al 12° minuto di gioco nel corso del primo tempo. Sul pallone Cristian Mura, tutta l'aria di voler calciare con il mancino, la barriera piuttosto folta schierata da Pillittu. Ora anche il signor Casula di Ozieri va a sincerarsi dalla posizione della barriera. Dicevamo diretta da Sarodia, inserato a tutti gli highlights del campionato di Serie D. Fischio arbitrale, calcio di punizione con
Ora la battuta praticamente per 3 volte da parte del numero 4 Mura e poi messo giù il numero 9 della San Marco. Si trattava di Farci sull'uscita anche di Pillittu e chiedono, come vedete, a gran voce il calcio di rigore. Situazione dubbia, sinceramente sembrava in anticipo Farci, è in ritardo invece il difensore. L'arbitro Casula però non ha ravvisato gli estremi per la concessione del calcio di rigore. Situazione dubbia, ripetiamo, la sensazione che potesse starci il penalty in favore della San Marco. Corner dalla destra, avete visto in precedenza, poi si è formato un capannello attorno al direttore di gara. Samassi che riesce comunque a mantenere il vantaggio per 1-0. Ora scampato il pericolo, può respirare la squadra di Paolo Busanca, mentre la San Marco però è già tornata in possesso del pallone, rimessa in gioco ora appannaggio del numero 2 Emanuele Spiga. Il pallone però sbilenco con il numero 3 Lorenzo Nonnis. Ha provato a rilanciare ora in anticipo Nieddu, non un granché però il suo servizio all'indirizzo di Saccucci. Allora la palla che può essere agevolmente recuperata dal Samassi per una rimessa laterale con il numero 3 Nonnis che lascia l'incombenza a Dessì. E ora una fase un po' di stanca della partita con la San Marco che cerca di ritrovare coraggio. Il Samassi invece deve stare attento perché è pericolosa là davanti. La squadra di casa lo ha dimostrato in precedenza con una situazione un po' dubbia. La San Marco che ha chiesto a gran voce la concessione del calcio di rigore. Si gira bene sul pallone Pilleri, anche se rischia poi un po' contro l'attacco da parte di Serpi. Anticipo qui secco da parte di Massa. Allora riparte il Samassi. Dessì sventaglia bene con il destro, cerca l'inserimento Meloni sulla corsia di destra, anzi si trattava ancora di Massa. Poi ha già recuperato palla il Samassi per vie centrali, ora con Congio, allarga bene sulla sinistra dove agisce Mura. Stefano Mura per il Samassi, poi il pallone sulla sinistra, messo al centro, interessante, scavalcato però Serpi, non è finita, c'è Meloni che cerca all'indietro Dessì, spazio per Congiu, libera il sinistro Congiu che tarda un po' troppo nel calciare, poi va giù, chiedeva la concessione anche lui del calcio di rigore. Abbastanza veniale il contatto in questa circostanza con il suo marcatore che era andato a toccarlo sulla spalla, è andato giù il giocatore del Samassi, non è arrivato nemmeno in questo caso il penalty. Siamo arrivati al 17esimo nel primo tempo, 1-0. Samassi non sono mancate però le emozioni fino a questo momento al campo Coghinas di Assemini. Ora un batti e ribatti con il vento che ancora va un po' a turbare la traiettoria del pallone. Fischio arbitrale, gioco pericoloso in questo caso tra Dessì e il numero 4 della formazione di casa Claudio Mura. I due vanno ora a spiegarsi. Calcio di punizione in favore del Samassi che ora può guadagnare campo. Dessì è pronto alla battuta, giocatore come detto arrivato nel mese di dicembre dalla Ferrini di Cagliari. Qui l'ultimo tocco è stato di Emanuele Spiga. E allora rimesso in gioco da sinistra con tutta calma, ora Nonnis arriva sul pallone e anche in questa circostanza lascia l'incombenza della battuta a Dessì. Arriva la battuta lunghissima da parte di Dessì, molto interessante. Lì Serpi a caccia del pallone, poi Nieddu che mette in corner perché in agguato c'era ancora un altro giocatore del Samassi. Corner dalla destra, in questo caso Emiliano Melis è già andato a raccogliere il pallone. Samassi che vuole legittimare ulteriormente il vantaggio, vuole trovare il gol del 2-0. Melis è pronto, va a sistemare ora il pallone sulla mezzaluna, vanno a smarcarsi tutti i saltatori del Samassi. Il pallone che arriva ora verso il centro dell'area, buona l'uscita di Muccione che perde però la sfera, sosteneva di essere stato attaccato in maniera irregolare, nulla da ravvisare qui. Farci si gira molto bene, arriva il fallo con
il direttore di gara che va ad ammonire solo verbalmente il giocatore del Samassi che è andato a commettere fallo. In precedenza si trattava di Alessio Congiu. Calcio di punizione battuto con troppa fretta ora dalla San Marco, allora Pillittu va a recuperare il pallone. Sempre 1-0 per il Samassi che ora riparte dalle retrovie, servito Nonnis che ha spazio per avanzare. Si va ora per vie centrali dove c'è Congiu attaccato, allora deve tornare dalle parti di Nonnis, riesce ad addomesticare questo pallone. Nonnis a ridosso della linea laterale del campo, poi il pallone allargato sulla destra dove c'è Meloni, buono lo stop di Meloni, non era semplice tener lì il pallone, arriva la sovrapposizione da parte del compagno laterale di destra del Samassi, si tratta di Massa che arriva a ridosso della bandierina, cerca lo spazio per il cross, non lo trova, cercava un passaggio poi all'indirizzo di Dessi, impreciso però il suggerimento. Allora attenzione al contropiede della San Marco con Farci che a caccia del pallone va a trattenere il difensore del Samassi in maglia numero 5, si trattava di Gianni Argiolas, comandato il calcio di punizione allora in favore della formazione ospite. Tutto questo è successo al 20° nel corso del primo tempo al campo Coghinas. Mentre c'è ancora spazio per l'iniziativa da parte del Samassi, qui va a commettere probabilmente fallo il giocatore in maglia numero 9 Mura, lascia correre l'arbitro, la San Marco ha mantenuto comunque il possesso del pallone ed è andato poi a sparacchiare malamente in avanti la sfera con Pillittu che ha già servito Massa, poi circolazione ancora in zona difensiva per gli ospiti. Ora Meloni si difende dall'attacco del suo marcatore, riesce ad andare poi per vie centrali all'indirizzo di Congiu, largato il pallone sulla sinistra dove agisce ora con il numero 3 Nonnis, un po' rischioso questo passaggio all'indirizzo ancora di Porcu che poi allarga bene sulla destra, interessante il pallone per Meloni, rientra sul sinistro, il cross verso il centro, è posizionato molto bene Niedu, poi il contrasto regolare, il tiro di Melis e il gol, gran gol di Emiliano Melis che allora dopo 3 occasioni non sfruttate riesce a trovare la via della rete. E che gol per Emiliano Melis, davvero una gran conclusione con il piede mancino, pallone che carambola di fronte a Muccione, va a spegnersi all'angolino. Saluta il pubblico accorso in gran numero da Samassi. Emiliano Melis, gol del 2-0. Ora intanto si è formato un capannello di giocatori della San Marco che vanno a dialogare con il signor Casula. C'è un pizzico di nervosismo tra i padroni di casa e influisce ancora quella occasione dubbia una decina di minuti fa con un rigore chiesto a gran voce dalla San Marco, non concesso per atterramento in aria da parte di Farci. Attenzione perché ora si alza anche mister Zottoli e va a placare la sua ira ancora il direttore di gara, il signor Casula. Punteggio che, lo ricordiamo, è cambiato ancora, Samassi 2, San Marco 0. Vediamo, non è arrivata l'espulsione per mister Zottoli che va a sedersi in panchina, ancora molto nervoso il tecnico della San Marco, scusate. Mentre può riprendere il gioco. E vedete, c'è ancora del nervosismo, la squadra di casa piuttosto frustrata per questo primo tempo sfortunato, andata sotto subito praticamente la San Marco in virtù di un'autorete, anche se ho detto che a eccezione insomma di quell'azione che ha portato al penalty richiesto dalla San Marco, il Samassi ha fatto vedere decisamente le cose migliori nel corso di questo primo tempo. Ora ci prova con la fiammata d'orgoglio la San Marco, qui messo giù Farci che chiedeva un altro calcio di punizione, almeno in questo caso viene accontentato, e poi c'è il fallo piuttosto deciso da parte di Pilleri, che è il primo giocatore a finire sul taccuino dei cattivi dell'arbitro. Come detto, frustrazione sfogata qui da Pilleri con questo fallo abbastanza deciso su Dessi, messo giù in malo modo, e allora cartellino giallo per Pilleri, il primo ammonito di questa partita che è giunta al 23esimo.
nel corso della prima frazione, dunque siamo esattamente a metà. Il punteggio vede avanti il Samassi per 2-0, Samassi che non pago del doppio vantaggio continua a portarsi in zona offensiva. Il tocco sullo stretto per Emiliano Melis, ora ovviamente vorrà amministrare la squadra di Busanca, non ha interesse ad accelerare in maniera particolare. Nonnis sulla sinistra riesce a tenere in campo il pallone, si torna dalle parti di Congiu, poi il contrasto regolare con il pallone perso da Samassi. Attenzione al contropiede della San Marco che vuole subito riaprire la partita, ora cerca di involarsi e serve il compagno Saccucci, il numero 7 Picciau. Saccucci che riesce in qualche modo a mantenere il possesso del pallone, c'è il buon intervento difensivo in questo caso da parte di Nonnis che riesce a mettere il pallone in fallo laterale da destra per la San Marco, con il pallone calciato verso il centro dell'area ancora da parte di Picciau. Farci a caccia del pallone, arriva a Meloni, il tocco però impreciso e allora arriva il gol della San Marco. A siglarlo è Farci che riapre tutto allora al 25esimo del primo tempo. Clamorosa ingenuità in zona difensiva con il passaggio corto che era indirizzato a Porcu, passaggio però veramente troppo debole. Allora Farci da consumato attaccante di categoria è riuscito a depositare alle spalle di Pillittu. 2-1 il punteggio, non ci siamo assolutamente annoiati fino a questo momento al campo Coghinas di Assemini. 2-1 per il Samassi, un'orgogliosa San Marco ha subito riaperto i giochi. Attenzione a Meloni, ora prova ad andare via in mezzo a due, subito fermato, allora prova a ripartire Pilleri, partita che si è nuovamente accesa. Il tocco all'indietro per Cristian Mura, poi altro fischio arbitrale per comandare un calcio di punizione in favore della San Marco. Pilleri sul punto di battuta, un'occhiata in avanti a osservare lo smarcamento dei compagni. C'è Picciau, ora prova il dribbling, lo ferma Meloni. Picciau costretto a indietreggiare, mantiene il possesso del pallone poi perso, va a recuperarlo De Sì che ora cerca di portare un po' di calma. Indiavolato Picciau, va a caccia del pallone, per poco non lo recupera nuovamente. De Sì invece con grande calma gira un paio di volte su se stesso e poi invita all'azione Massa. Zottoli sconsolato in panchina, tanto il Samassi continua ad attaccare. Il pallone per Serpi fermato dall'intervento di Cristian Mura che devia il pallone oltre la linea laterale. Rimesso in gioco il pallone, c'è spazio ora per Congiu, attaccato ora da Saccucci. Prova a ripartire la San Marco, già fermata l'azione degli asseminesi da Massa, poi un batti e ribatti con il Samassi che riparte dalle parti di Nonnis. C'è spazio sulla sinistra per Stefano Mura, praticamente lasciato solo dalla difesa della San Marco. C'era però la posizione di offside segnalata dal secondo assistente, il signor Loddi di Cagliari, con ripetiamo Mura lasciato completamente solo dalla difesa della San Marco. Posizione di offside però a detta del secondo assistente era praticamente già dalle parti di Muccione. Ora Emiliano Melis va a parlare con il direttore di gara, non c'è grande convinzione rispetto all'ultima chiamata dell'assistente dalle parti del Samassi. 2-1 allora per i biancoazzurri qui al campo Coghinas. Come ha fatto a vederlo? Le guardialine. Era 10 metri. Ora una lunga pausa della partita e c'è ancora del nervosismo attorno alla panchina della San Marco. Mister Zottoli in campo va a lamentarsi a gran voce anche all'indirizzo del suo collega Paolo Busanca. C'è stata probabilmente un'espulsione, situazione davvero complicata da leggere perché non ci siamo accorti di nulla, eravamo fermi alla segnalazione di offside in precedenza. Mister Zottoli sostiene di non aver detto nulla all'indirizzo del direttore di gara, è stato evidentemente espulso. Mischiano le spallano sempre.
Allora, abbiamo lasciato volontariamente per qualche istante l'audio ambientale per lasciarvi sentire le urla del tecnico della San Marco. Sosteneva di non aver detto nulla al direttore di gara, che ora è ufficiale, lo ha espulso dal campo. Davvero furibondo Zozzottoli, tecnico di grande esperienza, tra l'altro ex tecnico proprio del Samassi, promozione in Serie D storica per lui conquistata con il San Luri. Ha sposato lo scorso anno, subentrando in corsa, il progetto della San Marco poi condotta molto bene sia la vittoria dello scorso campionato di prima categoria che anche in questo tranquillo finora torneo di promozione, il primo, lo ricordiamo, nella giovane storia della San Marco, che ha trovato casa quest'anno in questo campo, il campo Coghinas di Assemini. Partita che prosegue, intanto gli animi sono abbastanza accesi a questo punto. La San Marco frustrata per qualche decisione arbitrale avversa, il Samassi cerca invece di gestire il risultato ma non può assolutamente star tranquillo. Ora cercata di imbeccare ancora la fuga da parte di Serpi, poi uno strano campanile alzato e addomesticato poi con gran tecnica da parte di Dessì, che subisce l'ennesimo fallo di questa partita. Parliamo anche di quello che è il cammino allora della San Marco. Abbiamo parlato in precedenza della formazione asseminese, 10° posto, 36 punti, bilancio in totale parità, 9 vittorie, 9 pareggi, 9 sconfitte, 35 gol fatti, 40 subiti nell'ultimo turno, sconfitta per 3-2 sul campo del Seulo. Non sono bastati i gol di Mura e di Niedu in quella circostanza. Samassi che gioca per riabbracciare un successo che manca, pensate, dello scorso 26 marzo quando i due compagni si imposero per 2-1, successo prestigiosissimo allo Zoboli di Carbonia con gol di Mura e Farci. Attenzione intanto a questo pallone che viene depositato in rete, che gol anche questo da parte di Stefano Mura, di prima intenzione con il destro, una gran girata alle spalle di Muccione, e allora 3-1 per il Samassi, che dunque segna ancora 53esimo gol stagionale per la squadra mediocampidanese, che guadagna nuovamente 2 gol di vantaggio a questo punto dopo quella piccola fase di difficoltà accusata a ridosso insomma del momento del 2-1 realizzato da Farci. Grandi abbracci ora in panchina, il Samassi vede davvero stavolta lo striscione del traguardo, 3-1 il punteggio. Ricordiamo che agli uomini di Busanca basta un punto per festeggiare, per brindare al ritorno in eccellenza quest'oggi al campo Coghinas di Assemini, eccellenza che manca da 3 anni. Samassi società, lo ricordiamo, nata nel 68, che prima del 2002 non aveva mai oltrepassato la seconda categoria, poi 4 promozioni sino all'eccellenza, partecipando tra l'altro anche ai playoff per la promozione in Serie D nella massima categoria regionale. Il Samassi ha militato dal 2004 sino al 2010-2011, poi la stagione seguente la vittoria nel torneo di promozione col record di punti 79 su 90 a disposizione. L'allenatore in quella stagione era Annunzio Falco, quindi il ritorno in eccellenza dove è rimasta per 2 stagioni nell'estate del 2014, poi la mancata iscrizione all'eccellenza. Abbiamo già parlato di questa parentesi insomma nella storia del Samassi. Si è ripartiti ancora dalla seconda categoria, torneo vinto con 97 punti, siglando tra l'altro un altro record regionale di 21 vittorie consecutive, e nell'ultima stagione poi successo nel torneo di prima categoria, panchina affidata poi subito all'esperto Paolo Busanca, che ha la sua terza esperienza sulla panchina del Samassi. Vediamo come reagisce ora la San Marco. Siamo nel 33esimo nel corso del primo tempo, 3-1 il punteggio. Calcio di punizione in favore della San Marco. Calcio di punizione di cui si incaricherà Cristian Mura. Si portano avanti i saltatori della San Marco che ora ha ben poco da perdere, vuole allora subito riaprire nuovamente i giochi. Primo tempo davvero con grandi emozioni finora. La battuta di Mura libera di testa Emiliano Melis e poi va a inseguire
il pallone per il Samassi, rapidissimo con il numero 9 Stefano Mura, autore di un gran gol in precedenza, e qui è ottimo anche il servizio in avanti per Nonnis, che era però in posizione di fuorigioco. Si alza la bandierina del secondo assistente, ha già rimesso in gioco la San Marco. Ora con Niedu cerca di imbastire un'altra trama offensiva, ottimo l'anticipo qui da parte di Massa, che prova a involarsi sulla destra, deve però subire il ritorno di Picciau, arriva sul pallone anche Niedu che rilancia a lungo, Farci prova a prendere il tempo al suo marcatore, si trattava di Gianni Argiolas, pallone che poi scivola docile dalle parti di Pilittu, che fa ripartire l'azione del Samassi che prova a portare avanti la sfera sulla destra, pallone perso ma solo per un attimo. Ora c'è Congiu che allarga, invita l'azione sulla sinistra Nonnis, Melis alza il pallone, sventaglia poi in avanti dove c'era il numero 9 Stefano Mura, non è riuscito però ad arrivare sul pallone, suggerimento troppo lungo. Ora Pilleri per la San Marco che vuole reagire ancora, lancio lungo a cercare Farci, controllato da due avversari, c'è spazio alle sue spalle per Saccucci, arriva però il fallo, in due erano andati a chiudere su Farci, piuttosto preoccupata la difesa del Samassi, del numero 9 in maglia rossa, fermato irregolarmente. Calcio di punizione, una sorta di corner corto dalla destra in favore della San Marco, prova ad avanzare tutta la batteria di saltatori della squadra seminese mentre si va a sistemare il punto di battuta del calcio di punizione. Vi ricordiamo che siete in diretta su directasport.it per il calcio di promozione, ma siamo in diretta anche su un altro fronte, lo ricordiamo, dal campo Sarodia di Oristano, la finale playoff di eccellenza tra Budoni e Calangianus. Ce la sta raccontando il nostro Mauro Garau assieme a Mauro Farris. Attenzione alla battuta, il tiro a giro tentato da Simone Cao per la San Marco, tiro però troppo largo, e allora Pilittu può andare a recuperare il pallone con tutta calma, pronto per la rimessa dal fondo. Avanza il Samassi, ora anche Dessì va a gran voce chiedere ai compagni di guadagnare metri, di guadagnare spazio per allentare la pressione della San Marco che ora deve fare a meno del suo allenatore Enzo Zottori, espulso qualche minuto fa. Ora recuperato il pallone da Massa, in avanti per Meloni, deviazione di testa, cercava di invitare all'azione Emiliano Melis, pallone già recuperato da Muccione, riparte ora Cristian Mura per la San Marco, allargato il pallone sulla destra, un po' rischioso il suggerimento per Spiga, di testa il pallone che danza e viene recuperato ora da Serpi per il Samassi. Serpi che cerca il calcio di punizione, non riesce a ottenerlo, rimessa in gioco però sempre in favore del Samassi, che ora sembra aver rallentato un po' il ritmo delle operazioni. Ora Dessì va a recuperare il pallone per la rimessa. Dessì, dall'alto della sua esperienza, amministra allora la situazione. Melis contro la selva di maglie rosse cerca un suggerimento interessante, quantomeno nelle intenzioni, per il numero 9 Stefano Mura. Lo stesso Mura però è stato l'ultimo a toccare, e allora rimessa dal fondo per Muccione. Stefano Mura, che è uno dei tre Mura in campo allora finora in questa partita, gli altri due giocano per la San Marco, si tratta del numero 4 Claudio Mura e del numero 5 Cristian Mura. Pallone rimesso in gioco da Muccione, salta di testa ora con il numero 6 Daniele Porcu, di testa anche Niedu, e poi Dessì all'indietro per Nonnis. Qui c'è l'intercetto con un braccio però da parte di Picciau, che aveva anche calciato all'indirizzo della porta di Pilittu, fermato dal fischio arbitrale allora del signor Casula di Ozieri. Calcio di punizione battuto da Dessì. Diamo un'occhiata al cronometro, il 38esimo del primo tempo, mentre manovra il Samassi nelle retrovie con Porcu, poi Meloni, c'è Emiliano Melis, ottima l'imbucata per Serpi, che però anche in questo caso, secondo il signor Loddi di Cagliari, c'è posizione di fuorigioco. Calcio di punizione già battuto dalla San Marco, e da ripetere però la battuta ha già provveduto Cristian Mura. Ora prova a smarcarsi, ancora a farci, pallone
insidioso Pillittu, però è tempestivo in uscita, riesce a far suo il pallone, evitare poi rischi l'ex portiere, tra le altre, come già detto, della Monteponi di Iglesias. Un po' rischioso qui lo stop da parte di Nonnis, poi il pallone sul versante opposto per Massa, poi per via centrali prova l'azione Congiu, cerca di involarsi sul pallone, secondo l'arbitro l'intervento da parte di Nieddu, riparte la San Marco con Congiu che è rimasto a terra sulla sinistra, Saccucci cerca di inseguire il pallone, buona la chiusura difensiva però di Porcu che poi rilancia alto, Cristian Mura mette giù di petto, sbaglia però la misura nel suggerimento sullo stretto all'indirizzo del compagno di squadra in maglia numero 6 Matteo Floris, rimessa a ridosso nella zona centrale del campo per il Samassi. Mura rapidissimo per Melis prova a girarsi, fa sedere Nieddu, ancora Melis, cerca lo spazio per il sinistro e poi il tiro beffardo sul primo palo che va a spegnersi però sul fondo. Melis ha fatto sedere Nieddu con gran classe e poi il pallone che è terminato di poco oltre la porta, oltre il palo alla sinistra di Muccione, estremo difensore nella San Marco che è ripartita ora con Picciau. Ora Picciau cerca di destreggiarsi, la misura però del passaggio verso il centro dell'area è sbilenca e Pillittu sul pallone ha già recuperato, ora serve Argiolas, tocco corto per chiamare in causa Porcu, va a prendersi il pallone come sempre, metronomo inesauribile, Dessì che poi apre dove c'è campo sulla sinistra per Nonnis, avanza Nonnis, il pallone che nelle intenzioni era destinato al numero 9, anzi a Congiu che aveva trovato un buon corridoio verso la porta di Muccione, è andato un po' a disturbarlo il compagno di squadra, vanificando questa azione potenzialmente pericolosa da parte del Samassi sempre in vantaggio per 3-1, lo ricordiamo qui al campo Coghinas di Assemini. Allora se il match finisse ora il Samassi potrebbe finalmente festeggiare il ritorno nel campionato di eccellenza regionale. La sventagliata qui da parte di Dessì, c'è spazio per Mura, molto bene verso il centro, Serpi contro l'uscita di Muccione che induce all'errore il giocatore in maglia numero 11 del Samassi. Ancora una grande occasione vanificata dalla formazione ospite con il Samassi che cerca insomma di avanzare un po' il baricentro, a ben poco da perdere la squadra di casa, e allora il Samassi che trova grandi spazi ogni qualvolta riesce a imbeccare i suoi rapidissimi attaccanti. Samassi che ricordiamo quest'oggi deve fare a meno del bomber principe del campionato di promozione Cristian Cacciuto, capocannoniere con 23 reti all'attivo, sono 85 pensate negli ultimi 3 campionati di promozione per Cacciuto. Qui ancora prova la fuga Serpi, stavolta sembra corretta la segnalazione del secondo assistente, era leggermente avanti qui Serpi che cerca sempre di smarcarsi sul filo del fuorigioco. Calcio di punizione già battuto, ora palla recuperata però da Congiu che si destreggia bene anche sulla pressione avversaria, riesce a dare in avanti ancora per Serpi, fermato qui l'intervento e sul pallone però da parte di Spiga, e allora riparte la San Marco, stavolta con l'esperienza di Nieddu che va avanti, palla al piede, Picciau chiamato in causa, arriva converge meglio verso il centro, poi il cambio di gioco, cerca di farsi vedere e farci, qui è buona però la guardia da parte di Nonnis che difende l'uscita del pallone, non riesce però a evitare il corner dalla destra allora in favore del Samassi, della San Marco scusate, al 43esimo del primo tempo. Cerca di chiudere allora in proiezione offensiva la formazione asseminese sotto di 2 reti sul 3-1 qui al campo Coghinas di Assemini, tutto pronto per l'esecuzione del corner dalla destra, il pallone che arriva, Pillittu accenna all'uscita, un po' incerto in questo caso, poi Farci cerca di calciare, batti e ribatti e poi c'è il fallo, la carica irregolare probabilmente di Pilleri proprio su Pillittu, e allora
Rimane a terra il portiere del Samassi, colpito al volto in maniera del tutto accidentale da Pilleri nella circostanza precedente. C'è bisogno dell'intervento dello staff medico del Samassi, colpito al volto in maniera sembra non grave. Lo vedete dalle immagini della telecamera guidata dal nostro Alessandro Farris a terra. Pilittu, ora un po' di acqua, tutto sistemato allora per il numero 1 del Samassi. 3-1 il punteggio, primo tempo scoppiettante qui al campo di via Coghinas, vantaggio Samassi dopo un minuto praticamente, poi il raddoppio di Emiliano Melis attorno al 15esimo. A San Marco poi con una fiammata d'orgoglio ha riaperto i giochi grazie alla rete realizzata da Farci, e poi il gol di Stefano Mura, gol del 3-1 ancora per il Samassi. Tutto pronto per la ripresa del gioco. Intanto la battuta da parte di Pilittu, di testa Meloni, va a caccia del pallone. Ora Serpi, l'intervento di testa da parte di Nieddu. Pilleri chiama in causa Cristian Mura, qui errore davvero banale in fase di uscita da parte della San Marco, con i due Mura a pasticciare, Claudio e Cristian. Già recuperato palla però la San Marco, ora Cristian Mura che cerca di avanzare, palla al piede, c'è campo anche per Picciao, un po' presa di sorpresa ora il Samassi, troppo lungo però il suggerimento per Farci che era andato con grande generosità ancora a caccia di questo pallone, rimessa dal fondo per allora il Samassi, ancora con Pilittu. Al nostro cronometro sta per esaurirsi il tempo regolamentare della prima frazione, siamo al 45esimo esatto. Allora vedremo se ci sarà del recupero, verosimilmente sì, perché la gara è stata ferma per larghi tratti nel corso di questo primo tempo a causa di un po' di nervosismo. Infatti sono 2 minuti di recupero segnalati ora a bordo campo. Rimessa in gioco, si giocherà dunque fino al 47esimo qui al campo di via Coghinas. Cercheremo poi più avanti di andare a vedere anche quanto sta succedendo sugli altri campi del campionato di promozione girone A. Ora rimessa in gioco per il Samassi, Dessi ancora con grande calma, non ha interesse ovviamente a velocizzare le operazioni. Il numero 4 ospite che va a cercare ora lungo il compagno in maglia numero 7 Meloni, preso un po' in controtempo, ha ottenuto però un'altra rimessa Dessi che ora può avanzare di qualche metro. Vedremo si andrà a cercare addirittura il centro dell'area, dotato di una gran battuta con le mani. Dessi sembra essere proprio questa la soluzione, infatti è interessante il pallone all'indirizzo di Porcu che è un difensore ma che sa sfruttare al meglio questo genere di situazioni anche a causa del vento. Ora il numero 6 in maglia bianca non riesce nella deviazione verso la porta difesa da Muccione. Rimessa dal fondo, siamo nel corso degli ultimissime battute di questo primo tempo, 3-1 il punteggio, ricordiamo ancora in favore del Samassi, a caccia degli ultimi punti che potrebbero permettere la promozione matematica in eccellenza con 2 giornate di anticipo rispetto alla conclusione del campionato. Farci ora cerca di smarcarsi attorno al limite dell'area, finisce a terra Dessi, non c'è fallo, c'è spazio invece per Meloni che non vuole però affondare il colpo, mette il pallone fuori per permettere i soccorsi al compagno di squadra. Dessi ora dolorante, si tocca una coscia, la coscia sinistra in particolare. Dessi richiesto ancora l'intervento dello staff medico del Samassi, sembra piuttosto dolorante. Ora Dessi ha subito un colpo, un contrasto e ora arrivano i soccorsi per Cristian Dessi. Weekend anche questo molto intenso sui nostri schermi, quelli di Directa Sport, weekend che è iniziato nel primo pomeriggio di ieri con il grande calcio a 5, il futsal Ossi che ha battuto il Bagnolo con una rimonta incredibile nell'ultimo minuto di partita, guadagnando l'accesso ai quarti di finale per la promozione in Serie A2 di calcio a 5. Poi in serata il basket di Serie B, vittoria di fondamentale importanza per l'Accademia Sestu che ha battuto la Tramandato
Rossa Vicenza in gara 1 dei playout salvezza. Ricordiamo tra l'altro che saremo a Vicenza giovedì per gara 2, un evento questo che vi offriremo sui nostri schermi. E poi quest'oggi spazio al calcio, come detto, oltre a questa gara potenzialmente decisiva in chiave promozione per il Samassi, vi stiamo offrendo anche il match clou del campionato di eccellenza con la finale playoff tra Budoni e Calangianus. Tanto gioco che prosegue quando siamo al 48esimo, praticamente recupero prolungato, gioco forza per permettere i soccorsi in precedenza 2 volte ai giocatori del Samassi che ora è nella metacampo offensiva e vuole spingere ancora in chiusura di primo tempo. Serpi, spalle alla porta, cerca di destreggiarsi, perde il controllo del pallone. Allora finisce qui, dopo i primi 45 minuti di gioco, il Samassi è avanti sulla San Marco a Semini 80 con il punteggio di 3-1. Noi andiamo a prenderci una piccola pausa, ma rimanete su Directa Sport, tra poco saremo nuovamente in diretta pronti a raccontarvi il secondo tempo di questa sfida. Scusi, è lei la calciatrice che ha fatto gol prima? Che ha vinto il premio? Complimenti. 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 Arrivederci. Deve applaudire e urlare chi vuole venire tutta l'estate. Vesalio, Monreale, Barracamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni, non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. Se stai pensando di vendere, la soluzione è nel nostro ufficio. Noi garantiamo certezza. Amici di Directa Sport, siete tornati in collegamento diretto con il campo Coghinas di Assemini. Dopo i primi 45 minuti di gioco il Samassi è in vantaggio per 3-1 sulla San Marco Assemini 80, e se il risultato finale fosse questo, se dovesse rimanere questo, brinderebbe alla promozione matematica in eccellenza. Le squadre sono pronte per la ripresa del gioco, non ci sono stati cambi. Ricordiamo anche che nel corso della prima frazione di gioco è stato espulso il tecnico della San Marco Enzo Zottoli per protesta. È stato un primo tempo molto intenso, con il Samassi che è passato in vantaggio dopo praticamente un minuto. Poi il raddoppio di Emiliano Melis attorno al 15esimo, il 2-1 per riaprire i giochi realizzato da Farci per la San Marco. Nel mezzo anche l'espulsione del mister di casa Enzo Zottoli, e poi il gol del 3-1, un gran bel gol, così come il secondo di Melis realizzato da Stefano Mura per il Samassi. Gioco che è ripreso, avete assistito in precedenza all'uscita tempestiva da parte di Muccioni, estremo difensore della San Marco. Andiamo intanto a dare un'occhiata anche a quello che sta succedendo sugli altri campi del girone A del campionato di promozione, mentre Cristian Mura pulisce questo pallone e rilancia in avanti. Dicevamo risultati che sono tutti parziali, dovrebbero essere tutti parziali. Carboni è in vantaggio
per 4-3 sul Sant'Elena, 2-0 per la Frasinetti Elmas sul Barisardo, Guspini Terralba in vantaggio di misura 1-0 sul Seulo, 1-1 tra Montepone Iglesias e Siliqua, 2-0 per il quarto 2000 sull'Arbus, 1-0, questo dovrebbe essere l'unico risultato definitivo per il Selarus sulla Tarros, vantaggio di misura anche per la Villa Cidrese sul Carloforte, 1-0 il punteggio, gioco che prosegue intanto con il pallone che arriva dalle parti di Pillitu con tutta calma, recupera la sfera e permette a Nonnis di avanzare. Ora si fa vedere per il Samassi ancora il giocatore in maglia numero 11 Serpi, il pallone ribattuto in avanti, Pilleri addomestica il pallone, cerca di venire fuori dalla pressione avversaria, ora chiamato in causa Nieddu con il numero 3, alza il pallone, Picciao non ci arriva di testa e allora può ripartire ancora il Samassi. Buono qui lo spunto da parte di Emiliano Melis che riesce ad arrivare in possesso del pallone, buona l'imbucata verso il centro e arriva il 4-1 del Samassi, ancora un'invenzione di Emiliano Melis per l'inserimento vincente in questo caso da parte del numero 7, dovrebbe essere stato Meloni per il Samassi e su allora il gol del 4-1 va a festeggiare. Allora il Samassi inizia a mettere al sicuro il risultato 4-1 in avvio di ripresa al terzo, in particolare il gol realizzato da Meloni. E ora davvero si fa dura per la San Marco, una montagna davvero impervia da scalare per la squadra di casa che ora riparte con Pilleri, palla al piede, cerca una reazione, qui fermato subito Saccucci, non molla di 1 millimetro e allora dopo aver rimandato più di una volta la festa promozione, stavolta il Samassi non ne vuole più sapere di aspettare, vuole uscire da questo campo con in tasca i 3 punti che varrebbero l'accesso al prossimo campionato di eccellenza. Qui fermata subito l'azione, ora la San Marco con 3 reti di svantaggio rischia davvero di perdere fiducia, rischia di perdere contatto anche psicologico da questa partita. Ora Dessì come sempre va a incaricarsi della rimessa in gioco. Dessì dà un'occhiata, c'è Porcu che è completamente libero, è libero sulla destra anche Emiliano Melis e suo l'assist per il gol del 4-1 davvero pregevole del Samassi. Ora Porcu all'indirizzo di Massa che riparte poi da Pillitu, non semplice ma efficace il suggerimento e poi l'1-2 che smarca Emiliano Melis solo davanti a Muccione. Emiliano Melis decide di regalare la gioia del gol al compagno, eccesso di altruismo qui da parte del numero 10 in maglia bianca che voleva regalare la gioia del gol anche a Serpi e poi finisce con lo sprecare tutto perché c'è poi il rientro difensivo da parte di Spiga, pallone terminato poi in corner per il Samassi, sarebbe stato il gol del 5-1. Intanto arriva il primo cambio di questa partita, esce con il numero 6 per la San Marco, si tratta di Matteo Floris ed entra in campo, vediamo chi, con numero 15, dovrebbe trattarsi di Alessio Fois, corner dalla destra per il Samassi, a caccia del gol che a questo punto chiuderebbe definitivamente i conti, ci prova di prima intenzione con giù pallone però troppo alto sopra la traversa della porta difesa da Muccione. 4-1 rimane questo il punteggio, ma il Samassi ha avuto una colossale occasione per il 5-1 per la Manita. Qui Pilleri va a prendersi il pallone, dialoga poi con Nieddu che avanza, palla al piede, Nieddu ancora in possesso del pallone, attaccato da Congiu, cercato qui un varco all'indirizzo di Farci che si gira bene, cerca lo spunto in velocità, Farci fermato, però era molto ben schierata la difesa del Samassi. Ora Stefano Mura all'indietro per il compagno di squadra in maglia numero 4 Christian Dessì e poi viene fuori bene dalla pressione avversaria il Samassi. Qui Dessì lungo a cercare Serpi che era però in posizione di fuorigioco, si alza ancora una volta la segnalazione
si alza ancora una volta la bandierina, meglio dell'assistente, per segnalare appunto la posizione di offside. Ora a dare indicazioni nella panchina della San Marco c'è Riccardo Milia, come detto espulso Enzo Zottoli nel corso del primo tempo. Il Samassi sul punteggio di 1-0 in favore del Samassi ha reclamato la concessione di un calcio di rigore, situazione che ha un po' esacerbato gli animi. Qui finisce a terra con il numero 4 Claudio Mura per la San Marco e arriva il calcio di punizione per la formazione rosso-blu, con Mura, Cristian Mura in particolare, che va a sistemare il pallone. C'è anche Pilleri sul punto di battuta. Pilleri ovviamente uno dei giocatori di maggior spessore della San Marco, tanti campionati e tante anche le promozioni alle spalle per lui, classe 81, rimasto nella storia di questo campionato il suo Eurogol col Carbonia. La battuta molto interessante da parte di Cristian Mura e Pilittu è costretto all'intervento, alza leggermente la traiettoria del pallone sopra la traversa, concede un corner da sinistra in favore sempre della San Marco, che ora avanza per l'orgoglio, per cercare ancora una volta di riaprire questo incontro. Il Samassi però sembra in totale controllo. Qui colpo di testa da distanza ravvicinatissima ancora da parte di Pilleri, e Pilittu che fa suo il pallone facendosi trovare pronto. Colpo di testa, sì, era stato proprio da parte di Pilleri, e allora si guadagna la pagnotta anche il portiere del Samassi con questo buon intervento sul colpo di testa ravvicinatissimo di Pilleri. Qui cicca l'intervento Serpi, per poco non arriva comunque sul pallone Stefano Mura per il Samassi, sulla destra recupera la sfera ora Emanuele Spiga. Pilleri sul pallone, fischio arbitrale per comandare un calcio di punizione. Ora Farci viene ammonito, va a protestare in maniera veemente all'indirizzo del signor Casula di Ozieri, sembra abbastanza fuori controllo ora Farci, che riesce per fortuna a calmarsi anche grazie all'intervento di Nieddu, uno dei giocatori più esperti, e ora va a chiedere maggior calma al suo compagno di squadra. San Marco, dicevamo, stagione iniziata con a batosta in Coppa Italia contro la Frassinetti. Ci è voluto un po' per prendere le misure a questo campionato di promozione da neopromossa. Poi prima fase di stagione è stata interessante, come già detto il rendimento esterno un po' inficiato, un cammino che tra le mura amiche del campo di Via Coghinas è stato eccellente, 21 punti conquistati su questo campo. Intanto attenzione ancora al Samassi, che qui trova il varco e poi l'esterno della rete colpito da Stefano Mura, che cercava di imbeccare ancora Emiliano Melis, che era all'interno dell'area piccola. Ora il pallone già rimesso in gioco da Muccione, punteggio che è di 4-1 in favore del Samassi, lo ricordiamo a beneficio di chi si fosse collegato solamente in questo momento sugli schermi di Directa Sport. Pilleri sulla pressione, ora portata da Serpi, riesce a servire Spiga, c'è Picciau, sbagliato però il suggerimento, Nonnis e poi Emiliano Melis ancora in maniera puntuale a servire Serpi. È buona però anche l'uscita da parte di Muccione, senza grandi complimenti, spazza via la sfera, evitando rischi, evitando guai a questo punto, quando siamo nel corso del 10° minuto nel secondo tempo di gioco qui al campo di Via Coghinas. Ovviamente rimanete su Directa Sport anche dopo la conclusione della partita, perché saremo in campo per raccogliere le interviste dei protagonisti. Qui Emiliano Melis sul pallone poi controllato da Massa nella zona centrale del campo, c'è De Sì, cerca in bello stile di invitare all'azione Congiu, poi l'anticipo di Nieddu che subisce anche il fallo da parte del suo avversario. Si trattava di Congiu, che è stato anche ammonito nella circostanza. Qui la battuta immediata del calcio di punizione da parte di Mura, che cercava di sorprendere Pilittu. Battuta del calcio di punizione però avvenuta troppo in fretta, e allora è da sistemare anche la posizione con Cristian Mura, che va ad appoggiare corto per Emanuele Spiga, e sul pallone poi sulla destra
torna dalle parti di Emanuele Spiga. Cross verso il centro, buona l'uscita di Pilittu con Pilleri che invece era in agguato. Meloni, l'ex Monteponi, non riesce a difendere il pallone, il nuovo entrato allora nel filo della San Marco, il numero 15 Fois, ha provato a mettere verso il centro, attenzione perché è rimasto a terra Meloni nella circostanza precedente, sembra avere anche qualche problema di crampi. Meloni che non si rialza, rimane a terra, rimessa in gioco, si è rialzato Meloni, allora si può riprendere a giocare con Dessì che va a eseguire la rimessa in gioco. C'è un dialogo a distanza ora tra Dessì e il direttore di gara. Dessì avrebbe voluto l'interruzione del gioco per permettere i soccorsi al compagno. Pilleri mette giù il pallone, attaccato ancora da Congiu, inesauribile la pressione sulla principale fonte di gioco della San Marco, poi il pallone calciato oltre la linea laterale. San Marco che avanza, che cerca, come già detto, di riaprire i giochi, di riaprire una partita che sembra abbondantemente chiusa. Ora Mura al limite dell'area, buono lo spunto, buono anche il recupero difensivo da parte di Meloni. Attenzione a Melis che prova a lanciare Serpi contropiede, con Serpi che va a inseguire con gran generosità il pallone però troppo lungo, ma la rimessa in gioco è in favore proprio del Samassi che allora avanza la propria posizione. Dessì, invitato alla calma, risponde e con calma, andando a raggiungere la posizione ora del fallo laterale per la ripresa del gioco. Arriva in questo momento la battuta di Dessì, il pallone poi messo fuori dalla difesa della San Marco. Ora Fois cerca di venire fuori, palla al piede, messo giù in maniera irregolare da parte di Porco. Allora calcio di punizione ancora per gli ospiti, 13° in corso nel secondo tempo, sempre 4-1. Samassi, la capolista, fa la voce grossa qui al campo Coghinas di Assemini. La San Marco ci prova però ancora con Picciau, largo a sinistra c'è Fois, lo spunto di Fois, interessante però anche il recupero difensivo da parte di Massa, che è anche fortunato col rimpallo, riesce a guadagnare la rimessa in gioco, rimessa in gioco dal settore di destra per il Samassi, che vede ormai, come detto, lo striscione del traguardo della promozione matematica nel campionato di eccellenza. Altra rimessa in gioco per i mediocampitanesi guidati quest'oggi da anche Emiliano Melis, un gol nella sua partita, un assist, tante giocate degne di nota per il numero 10 ex Castiadas, tra le tante ovviamente. Congiu ora per il Samassi, vistosamente trattenuto per la maglia Saccucci, colpevole del fallo in questa circostanza. Ancora Samassi in proiezione offensiva, Melis per Dessì, l'imbucata verso il centro, non ci sono maglie bianche, c'è bensì Muccione che va a far suo il pallone. Ora Cristian Mura, largo a sinistra, c'è Picciau, affrontato ora da Meloni, costretto a indietreggiare. Picciau, lo scambio tra i due Mura, si tratta di Claudio e di Cristian Mura. Poi cerca di svilupparsi sulla sinistra la manovra della San Marco, palla già persa per i rossoblù, che a questo punto sono sempre più scoraggiati, iniziano a dare qualche segnale di cedimento dal punto di vista mentale in questa partita, con il Samassi che non rischia praticamente nulla fino a questo momento. 16° del secondo tempo, sempre 4-1. Ora l'azione si sviluppa sul versante sinistro per il Samassi, messo giù in maniera irregolare Stefano Mura per il Samassi. Calcio di punizione, Congiu è già pronto sul punto di battuta. Dessì a battere il calcio di punizione, c'era il taglio in diagonale interessante da parte di Emiliano Melis, Muccione in anticipo sul pallone, qui colpo di testa puntuale di Nonnis, e poi Congiu mette giù il pallone, Dessì
di prima, il tocco di Meloni ancora per Congiu, lo scatto di Porcu sul filo del fuorigioco, era regolare a giudizio dell'assistente la partenza di Porcu, il pallone però non può essere controllato dal numero 6 del Samassi. Pilleri all'indietro per Nieddu, allarga all'indirizzo di Spiga, prova ad alzare il pallone il numero 10 della San Marco, senza però successo qui l'anticipo pulito di Porcu. Allora vediamo se parte il contropiede del Samassi che ora prova a lanciare sulla sinistra Serpi, il taglio di Melis che in anticipo sul suo marcatore, Serpi vuole fare tutto da solo ed è ottimo l'intervento qui difensivo da parte di Nieddu, ma attenzione a Meloni, smarcato, arriva il gol del 5-1 Samassi, il pallone è capitato sul piede destro di Meloni che allora non perdona, sigla la sua doppietta personale, 5-1 Samassi. Allora stavolta davvero sembra aver chiuso i giochi una volta per tutte la formazione mediocampidanese. Con questo diventano 9 intanto le reti di Alessio Meloni in questo campionato, 5 per Emiliano Melis, e aggiorniamo allora anche quello che è il bottino dei marcatori, 5 reti realizzate allora dal Samassi senza, pensate, il bomber principe del campionato Cristian Cacciuto, fermato da un attacco influenzale all'immediata vigilia della partita. Intanto è arrivato un altro cambio per la San Marco con il nuovo entrato, lo andremo a identificare non appena si girerà in favore della nostra postazione. Si tratta del numero 17 Mauro Littera, e questo il cambio scelto dalla San Marco, che ora veramente bada solamente ad amministrare il punteggio qui al campo di Via Coghinas. San Marco che aveva un ottimo rendimento interno e che quest'oggi verrà un po' sporcato da questo passivo severo rifilato dal Samassi. Prestazione difensiva direi abbastanza negativa quest'oggi da parte della San Marco, che ha concesso tantissimo al Samassi, praterie in avanti, errori abbastanza evidenti. Domenica no, decisamente per gli asseminesi, che dovranno dunque rimandare la certezza matematica della permanenza nel campionato di promozione a inizio partita. Insomma, prima dell'inizio di questo collegamento siamo andati un po' a caccia di quelli che erano gli umori anche in casa San Marco. Intanto seguiamo questa azione, Spiga però non può arrivare sul pallone, dicevamo animi abbastanza tesi anche dalle parti della San Marco, che ci teneva particolarmente a vincere questa sfida per guadagnare già oggi la certezza della permanenza in promozione. Ma il Samassi in formato super, pur senza Cacciuto, è riuscito a dominare questo incontro. Ha avuto la strada spianata la squadra di Mister Busanca da quel gol realizzato dopo praticamente 60 secondi di gioco, 60 secondi scarsi. Ora sono 20 minuti nel corso del secondo tempo, punteggio di 5-1 in favore del Samassi. Andiamo ancora a vedere cosa sta succedendo sugli altri campi, quando i giochi su questo campo sono ormai chiusi. Allora diventa interessante ciò che sta succedendo sugli altri fronti, mentre registriamo il terzo e ultimo avvicendamento nelle fila della San Marco. Esce Pilleri, Capitan Pilleri, e dunque cede la fascia da capitano a Nieddu ed entrerà con il numero 14 Massimo Corona. Terzo e ultimo cambio allora per la San Marco. Allora è diventato un finale anche quello delle Carlo Zoboli di Carbonia, con il Carbonia che ha battuto il Sant'Elena Quartu per 4-3. Finale anche a Elmas con la Frassinetti che batte il Barisardo per 1-0. Raddoppio del Guspini Tarralba sul Seulo, 2-0 il punteggio. In vantaggio anche il Siliqua sul campo della Montepone Iglesias, 2-0. Resiste il Quartu 2000 in doppio vantaggio sul Arbus,
1-0, come detto, finale ovviamente tra Selargius e Tarros, e resiste anche il gol di vantaggio della Villa Cidrese sul Carloforte. Questo è il quadro relativo al girone A del campionato di promozione. Con questo successo il Samassi arriverebbe a quota 66 in classifica, in zona playoff. Carbonia e Guspini Interalba, con i Minarari che conservano 3 punti di vantaggio sulla formazione allenata da Sebastiano Pinna. Al quarto posto invece il Seulo con 42 punti. In coda, già retrocessa la Montepone Iglesias con 18 punti. La Villa Cidrese andrebbe a quota 24 in zona playout. Gran bagar Barisardo, quota 31, sconfitto sul campo della Frassinetti in un match importantissimo in chiave salvezza. Frassinetti a quota 32, Quartu 2000 invece a quota 30. Intanto seguiamo questa azione offensiva da parte della San Marco con il pallone verso il centro, non riesce per un soffio davvero ad arrivare sul pallone Saccucci, che si è allungato nel tentativo di raggiungere il pallone e potrebbe aver avuto un problema muscolare proprio nel tentativo di compiere questo gesto tecnico, allungato in maniera pericolosa la gamba. Ora si tocca l'inguine, sembra essere piuttosto problematico insomma questo infortunio. San Marco momentaneamente allora in inferiorità numerica. Ricordiamo che i padroni di casa hanno già esaurito i cambi, allora qualora Saccucci non dovesse essere in grado di riprendere il gioco rimarrebbe permanente insomma questa situazione di inferiorità numerica. 23esimo nel frattempo nel corso del secondo tempo qui al campo Coghinas di Assemini. Ora Mura, ceduto all'indirizzo di Nieddu. Ora Claudio, anzi Cristian Mura, in precedenza si trattava del numero 4 Claudio, lancio lungo, attento Pillittu, non rischia nulla il Samassi. Dessi Congiu sbaglia completamente la misura del passaggio. Ora normale, forse anche un calo di tensione nelle fila del Samassi sul punteggio di 5-1. Attenzione a Mura che scatta molto bene sulla sinistra, anche stavolta era in posizione di fuorigioco a giudizio del primo assistente, che viene ora un po' beccato sia dai giocatori che dal pubblico. Folto pubblico arrivato qui ad Assemini da Samassi per festeggiare allora il ritorno del Samassi nel campionato di eccellenza, il massimo campionato sardo, che ha visto il Samassi protagonista per tante stagioni nel corso degli ultimi anni. Intanto è rapidissimo qui Nonnis, mamma mia Nonnis, che fuga sulla sinistra, la porta è vuota, solo ora Muccione recupera la posizione, Serpi tenta il dribbling sullo stretto, riesce a vincere il rimpallo, colpo di testa, e poi Muccione che riesce a arrivare sul pallone. In precedenza il numero 3 del Samassi, Nonnis, è stato protagonista di una fuga davvero imperiosa sulla sinistra, ha seminato gran velocità ai suoi avversari. Vediamo se ci riprova Nonnis, che ora preferisce andare verso il centro da Congiu. Poi il tacco facile per Dessi, che alza la testa, vede largo a destra Emiliano Melis, il pallone messo giù da Emiliano Melis. Intanto Saccucci è stato in grado di riprendere posto in campo per la San Marco, dunque si è tornati in situazione di parità numerica, 11 contro 11, fortunatamente nulla di grave. Allora per Saccucci ancora un assist di Melis, comodo per il gol del 6-1 realizzato stavolta da Congiu. E allora il Samassi davvero da spettacolo qui al campo di Via Coghinas. Arriva il gol anche per Congiu, soddisfazione personale anche per lui, e sarà festa allora al 90esimo qui sugli spalti e sul campo di Via Coghinas. Sarà festa anche per tutti coloro i quali sono collegati in diretta streaming su direttasport.it, che stanno seguendo, stanno festeggiando, festeggeranno in paese questa sera a Samassi. Esce Dessi nel frattempo, ha salutato il pubblico e verrà sostituito, ora vediamo da chi, dal numero 14 Yakuba. Questo l'avvicendamento allora scelto da Paolo Busanca, e ora
davvero sul velluto il Samassi in questi ultimi 20 minuti di partita. Si attende ormai solamente il fischio finale e vedremo se il Samassi vorrà spingere ancora sull'acceleratore oppure se vorrà rallentare un po' le operazioni. Qui è evidente il fallo su Farci al limite dell'area, calcio di punizione dal limite. Allora, posizione molto interessante per la San Marco, che cerca quantomeno di ridurre le dimensioni, insomma, di questa sconfitta che si è fatta davvero pesante. Ora sul 6-1 è entrato nel tabellino dei marcatori pochi minuti fa, lo ricordiamo, anche Alessio Congiu per il Samassi sull'ennesimo assist di Melis. Comodo solo davanti a Muccione, prestazione difensiva davvero non brillante quest'oggi per la San Marco. Calcio di punizione dal limite, c'è Cristian Mura assieme a Claudio Mura sul pallone e Cristian Mura a calciare, prova a scavalcare la barriera, scavalca però anche la traversa della porta difesa da Pillitto. Allora nulla di fatto, si rimane sul punteggio di 6-1 in favore del Samassi, con la rimessa dal fondo ora eseguita da Pillitto. La San Marco che ha finito col pagare tantissimo quel momento di nervosismo nel corso del primo tempo con l'espulsione di mister Zottoli. Probabilmente è quello il momento della partita in cui gli asseminesi hanno perso contatto con il match che poi è scivolato dalle parti del Samassi, che era già in vantaggio a quel punto della gara, ma poi è andato sul 3-1. Da quel momento in poi davvero non c'è stata più storia. Qui attenzione alla San Marco con Fois all'interno dell'area. Fois cerca di liberare il destro, pallone ribattuto, Samassi non concede nulla, qui ci prova con la conclusione dalla lunghissima distanza Claudio Mura, pallone però fuori misura, e allora nulla di fatto anche in questa circostanza. 29esimo nel secondo tempo, partita che si è ormai spenta, visto che il successo del Samassi ormai ampiamente acquisito sul punteggio, come detto, di 6-1. Ora la sventagliata da parte di Congiu, precisissima, ed è ottimo anche lo stop da parte di Mura. Stefano Mura nella circostanza non è riuscito però a imbeccare Serpi che cerca la soddisfazione del gol personale, ha provato a regalargliela nel corso di questo secondo tempo Emiliano Melis, occasione ghiottissima per il Samassi che non è riuscito a capitalizzare, ma i gol sono arrivati a pioggia poi successivamente. Qui Nonnis allontana la minaccia, di testa c'è Claudio Mura, poi arriva sul pallone con calma Argiolas, serve Nonnis in avanti, colpo di testa di Spiga, ora c'è Cao per la San Marco, Farci spalle alla porta, costretto a indietreggiare, ancora Farci recupera il pallone con grande calma. Ora Congiu si sviluppa sulla sinistra, ancora l'azione del Samassi, stavolta Niedu chiude bene e riesce poi a servire Cao. Il tocco di Cao per il neoentrato numero 14 della San Marco, Massimo Corona, ancora a destra. Qui si va a cercare Farci, finisce giù nel contrasto con il compagno, nulla da ravvisare secondo il direttore di gara. Ancora il Samassi che può scatenare la velocità dei propri attaccanti. Qui si torna dalle parti di Nonnis, poi Porco attaccato alle spalle, il tocco di giustezza per Yakubai, poi all'indietro un po' in difficoltà, qui non si aspettava il suggerimento il numero 2 Riccardo Massa, che però è molto bravo qui a allontanare la minaccia, messo giù, fallo e calcio di punizione. Allora sempre per il Samassi, è pronto un altro cambio per mister Busanca, verrà concesso un ingresso in partita. Allora al portiere di riserva sembra essere questa
l'avvicendamento con Claudio Cossu col numero 12 che dovrebbe sostituire Pillittu. Intanto è arrivato un altro fischio arbitrale, autorizzato ora il cambio, il secondo per il Samassi che ha già spedito in campo il numero 14 Yakuba, e allora esce qui Claudio Pillittu ed entra con il numero 12 l'estremo difensore Claudio Cossu per il Samassi. Allora avrà la possibilità di mettersi in mostra in questi ultimi 14 minuti di gara, più recupero al campo di Via Coghinas ad Assemini. Calcio di punizione da posizione leggermente decentrata verso destra in favore del Samassi con il tocco corto di Porcu per Congiù. Si fa vedere Nonnis, riceve invece ancora Porcu, il dialogo sullo stretto tra i due. Ora servito Nonnis, si fa vedere Yakuba, controlla il pallone Yakuba, all'indietro per Porcu, lancio lungo per Melis che è rimasto in campo. Vedremo se mister Busanca concederà la passerella finale. Intanto Cao per la San Marco, poi c'è Claudio Mura che allarga a destra per Saccucci, arriva ora sul pallone Farci, prova ad andare via in mezzo a due con gran tecnica, Farci finisce giù, calcio di rigore in favore della San Marco, messo giù stavolta in maniera abbastanza evidente. Farci, arriva alla concessione del calcio di rigore da parte del signor Casula di Ozieri al 33esimo del secondo tempo. La San Marco ha l'occasione allora di ricucire leggermente questo ampio passivo. 6-1 il punteggio. Farci dal dischetto contro il neoentrato portiere Cossu del Samassi, parte Farci, il tiro e il gol, non sbaglia, gran freddezza dal dischetto per Farci che realizza dunque la sua doppietta personale. Farci che realizza dunque il gol del 6-2, questo è il punteggio. Questa partita che ormai ha ben poco da dire, infatti parte del pubblico inizia a lasciare le tribune del campo di Via Coghinas ad Assemini, campo che sarà teatro allora tra una decina di minuti praticamente della festa promozione del Samassi, finalmente tornato in una dimensione più consona come quello del campionato di eccellenza. C'è da aspettare ancora qualche minuto e poi finalmente non ci sarà più margine di dubbio. Festa era già pronta, lo abbiamo già ricordato domenica scorsa contro la Montepone Iglesias, festa rimandata poi in seguito al successo del Carbonia sull'Arbus. Carbonia è stato in testa nella fase iniziale di questo campionato, poi è arrivato il girone di ritorno davvero veemente del Samassi. Ricordiamo quello che è il cammino degli uomini di Busanca, che sono in striscia positiva da 12 turni a questo punto praticamente, con uno score di 9 vittorie e 3 pareggi. L'ultima sconfitta risale appunto al 19 gennaio, sconfitta pesante, l'unica finora del girone di ritorno, 4-1 ad Arbus. In stagione 20 vittorie, 6 pareggi, solo 2 sconfitte, 56 reti fatte. Allora a questo punto il Samassi rischia di diventare anche il miglior attacco del girone, miglior attacco, miglior difesa. Intanto cambio, è uscito Serpi ed è entrato con il numero 13 Alessio Mossa per il Samassi al 36esimo del secondo tempo. Dunque una decina di minuti di spazio anche per il numero 13, giovane nuovo entrato in campo nelle fila del Samassi. Qui è Sbilenko, frenato dal vento, il rilancio da parte di Claudio Cossu, rimessa in gioco per la San Marco. Melis ha recuperato il pallone, 6-2 il risultato. Yakuba impreciso il passaggio però per Emiliano Melis, allora
Claudio Mura che non ci sta allora a concludere questa partita con questo largo passivo, vuole finire bene questo incontro, quantomeno non riesce però a trovare lo spunto giusto. Intanto c'è un giocatore del Samassi a terra, colpito al basso ventre, sembra così, pallone messo fuori per permettere i soccorsi. Anche il Samassi a questo punto ha terminato i cambi a propria disposizione, mentre arrivano ora i soccorsi. Lo vedete per il numero 3 Nonnis del Samassi, che va ora a rialzarsi, nulla di grave per lui. Partita che riprende ora al 37esimo. Qui c'è ancora l'anticipo da parte di Claudio Mura per la San Marco. Ancora Mura sulla pressione del nuovo entrato Mossa per il Samassi. Claudio Mura qui a cercare Farci che era poi in posizione di offside, e allora gioco fermo. Congiu, sinistra Meloni, anche per lui davvero una partita molto importante quest'oggi. Congiu per via centrali, congela il possesso, il Samassi cerca magari lo spunto per realizzare ancora, per andare a firmare la rete del 7-2. Argiolas rilancia lungo in maniera però sbilenca, e allora il Samassi perde il controllo del pallone. Spiga, c'è Cao attaccato da Yakuba, mette un po' in difficoltà il giocatore numero 14 del Samassi. Gioco che è ripreso ora. Rilanciata la sfera in avanti, è andato a caccia della sfera il numero 9 Stefano Mura per il Samassi, che era però anche lui in posizione di fuorigioco. Allora Claudio Mura per la San Marco va a incaricarsi della battuta del calcio di punizione, tocco corto e poi ancora il pallone sul piede sinistro del numero 5 della formazione di casa, cercato e trovato ora Littera per la San Marco, già recuperata ora la sfera da parte di Massa per il Samassi. Riparte allora il Samassi con il rilancio lungo di Porcu a cercare Meloni. Ottimo il lancio, ottimo lo stop, interessante anche il suggerimento per Melis, aveva capito tutto però in questo caso Nieddu per la San Marco. E poi attenzione ancora a Farci, gran stop da parte di Farci, il gol allora del 6-3 da parte della San Marco. Gran classe anche per Farci, che ha messo giù questo pallone davvero nel migliore dei modi, beffato in uscita. Poi l'estremo difensore Kossu del Samassi cambia ancora il punteggio, ben 9 reti finora al campo di via Coghinas. Ad Assemini il Samassi ne ha realizzati ben 6, solamente 3 per la San Marco, che vuole comunque chiudere nel migliore dei modi questa partita sfortunata, questo pomeriggio da dimenticare. Tripletta per Farci, intanto vero giocatore di gran spessore per questa categoria, lo avete visto insomma con l'azione precedente, stop da bomber consumato e poi
il tiro implacabile. Qui qualche accenno di animosità tra Nieddu e Melis, nulla di che, gioco che riprende con Spiga che avanza. Ora c'è Claudio Mura per la San Marco, pallone facilmente intercettato da Congiu con un braccio secondo Farci, non è dello stesso avviso il direttore di gara Samassi, che riparte ora dalle retrovie. Si attende ormai solamente il triplice fischio del direttore di gara. 4 minuti separano il Samassi dal ritorno nel campionato di eccellenza, quell'eccellenza salutata 3 anni fa non in virtù di una retrocessione bensì di una dolorosa mancata iscrizione. È ripartita dalla seconda categoria la squadra medio campidanese, che è riuscita a scalare le categorie una dopo l'altra e a tornare nella massima dimensione del calcio regionale. È stata una cavalcata trionfale soprattutto nel girone di ritorno con gli uomini di Busanca, che hanno davvero sbaragliato la concorrenza e ora rischiano di realizzare ancora con Meloni. Gran parata di Muccione, poi Emiliano Melis deposita in rete il più facile dei gol, il gol del 7-3 in favore del Samassi. Punteggio da partita di calcio a 5 a questo punto, con un'altra rete da parte di Emiliano Melis, un'altra delle chiavi di questa annata trionfale del Samassi. E allora cambia ancora il punteggio, ben 10 gol realizzati qui al comunale di Via Coghinas, nemmeno nella migliore delle ipotesi ci saremmo aspettati una così incredibile pioggia di reti quest'oggi. E allora si riparte per l'ennesima volta con Nieddu, che va a cercare stavolta Saccucci, sfidato in velocità Nonnis, il pallone che è stato toccato per ultimo da un giocatore del Samassi. Allora ci sarà corner dalla destra per la San Marco, ormai solo l'orgoglio da salvare per i rossoblu, che vanno a battere questo corner da destra con Simone Cao. 43esimo in corso, non ci sarà verosimilmente recupero. Intanto colpo di testa interessante di Nieddu, trovato molto bene al centro dell'area. Il suo colpo di testa però si spegne alla destra della porta difesa da Cossu. Portiere subentrato a Pilitu in corso d'opera con mister Busanca, che ha voluto concedere dunque anche a lui una passerella in questa partita che vale la promozione matematica del Samassi nel campionato di eccellenza regionale. È la seconda volta che ospitiamo il Samassi sui nostri schermi. Vi avevamo già offerto un'altra partita, una delle più importanti probabilmente in chiave promozione, proprio per il Samassi, il pareggio sul campo del Carbonia. Una trasferta difficile, riuscì a tenere duro la formazione del Samassi. Ora in fuorigioco Emiliano Melis, che ha prodotto questo altro sforzo, questo scatto, giudicato però in posizione di offside dal primo assistente del signor Casula di Ossieri. C'è stato l'altro pubblico che abbandona le tribune dell'impianto di Via Coghinas, mentre i tifosi del Samassi rimangono qui e a fine partita andranno a festeggiare assieme ai loro beniamini. Rimanete su Directa Sport anche dopo il triplice fischio dell'arbitro, perché andremo subito in campo a regalarvi le interviste con i protagonisti di questa partita, di questa cavalcata trionfale del Samassi. C'è ancora ormai pochissimo da giocare e poi sarà festa sul sintetico di Assemini, con Congiu che ora va a congelare questo possesso. Nonnis invitato all'azione. 45esimo scoccato, sta per arrivare il triplice fischio del direttore di gara sul 7-3, punteggio da calcio a 5 qui ad Assemini. Non c'è stata segnalazione di recupero, vediamo se ci prova ancora anche la San Marco qui con Saccucci
che da dentro all'indirizzo di Claudio Mura contro due avversari. Mura cerca di vincere il rimpallo, poi Saccucci ha cercato la conclusione con il destro, pallone poi tra i piedi di Cossu, e ora vediamo se arriva il triplice fischio dell'arbitro con la panchina della San Marco che è completamente vuota, situazione abbastanza inusuale. Giro palla del Samassi, un countdown in attesa dell'ufficialità del ritorno in eccellenza. Meloni, vediamo se si attacca ancora là sulla sinistra. Meloni cerca di arrivare verso il centro, Nieddu arriva in chiusura, poi Saccucci si protegge dall'attacco di Yakuba che poi torna in possesso del pallone. All'indietro c'è Nonnis, si fa vedere Porcu e poi all'indietro da Argiolas. Ancora Meloni, attaccato in maniera forse irregolare, ma lascia correre il direttore di gara Yakuba. Prova l'azione, perde palla però Yakuba, e allora riparte la San Marco. Ritmi dir poco blandi, ora si attende solamente la fine di questo incontro. Farci ancora per la gloria personale, sarebbe un poker per lui, che ha provato con orgoglio a tenere in partita la San Marco, e sottolineiamo una situazione davvero curiosa, che panchina della San Marco completamente vuota a questo punto, quando la partita non è ancora finita. Anche il dirigente Riccardo Milia ha abbandonato la panchina, che ora è desolatamente vuota. Tanto Emiliano Melis da fermo, poi parte, palla sul sinistro, lo scambio con Meloni, poi Congiu sulla destra, c'è spazio ancora, Congiu a cercare ancora Emiliano Melis, palla sul sinistro, vediamo se calcia, cerca la conclusione, palla però fuori misura in questa circostanza, e ora vediamo se arriva il triplice fischio. Fischietto in bocca per il signor Casula di Ozieri, tutto pronto per la festa, e sono pronte anche, mi sembra di intravedere, le magliette celebrative del Samassi in panchina. E finisce qui, allora, dopo 3 anni di assenza il Samassi torna in eccellenza, battuta la San Marco per 7-3 in una partita pazza, e ora il nostro Alessandro Farris va a offrire le immagini della festa degli uomini di Busanca, che ora sì vestono la maglietta celebrativa per il ritorno in eccellenza. È stata una cavalcata trionfale, tanti protagonisti, tutta la rosa a disposizione della squadra mediocampidanese ha saputo dare il proprio contributo, e ora andiamo in campo per raccogliere proprio le dichiarazioni dei protagonisti, mentre continuiamo a seguire la festa del Samassi. La corsa verso la tribuna. Cavalcata trionfale, anche grazie al tuo contributo sei arrivato a stagione in corso. La squadra nella seconda parte di stagione ha letteralmente volato, è stato impossibile tenere il vostro passo. Assolutamente sì, siamo riusciti a dominare nonostante la voglia, ma la determinazione del Carbonia, perché poi dietro non c'è nessuno, perché se tu vai a vedere che lasciamo la squadra a 9 punti di distacco vuol dire che qualcosa abbiamo fatto, gli altri non possono tenere sicuramente il nostro passo, né Guspini né Carbonia, nonostante la voglia del Carbonia, ma per il resto non ce n'è. Siete arrivati a 12 risultati utili consecutivi, cosa è cambiato? Non so, qualcosa dentro lo spogliatoio, qualcosa a livello tecnico, qual è il segreto di questa cavalcata inarrestabile? No, ci siamo sicuramente risistemati a centrocampo, e poi abbiamo iniziato
a far gol con Cacciuto, che è l'uomo che stava trovando un po' di difficoltà all'inizio, invece poi con anche il mio arrivo ci siamo risistemati bene, arrivavano molti più palloni e lui non è di certo un attaccante che cioè, fa gol a prescindere, davanti alla porta lui è bravissimo, dunque bastava solo cercare di innescarlo un po' di più. Ogni promozione ha un sapore particolare, tu sei un giocatore di grande esperienza, qual è insomma, il motivo per cui ricorderai questa promozione in particolare? È una promozione per il Samassi perché dopo un'annata che il presidente praticamente ha ricostruito tutto e ripartire dalla seconda categoria, rivincere per 3 anni di fila i 3 campionati non è semplice, e questa è stata ottimi giocatori, però ogni promozione, come tu dici, non è facile. Il gruppo, è molto il gruppo. Grazie mille allora a Cristian Dessì, molto gentile nell'essersi fermato ai nostri microfoni. Ora prego il nostro Alessandro Farris di andare in pubblicità, ma rimanete su Directa Sport, andremo a caccia di altri protagonisti. Sentite in sottofondo anche il rumore nella festa del Samassi, quest'oggi ha ritrovato l'eccellenza, la massima divisione del calcio sardo dopo un'assenza durata ben 3 anni. Silvia, ho deciso, compro quel divano là, c'è il market vicino, la scuola per i bambini, è tutto perfetto. Sì, guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, noi abbiamo 2 belle casette per lei. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono 2 soluzioni indipendenti. Buona giornata, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoreto. Siamo tornati in diretta, sono in compagnia ora di Emiliano Melis, raggiunto anche dalla figlioletta ora per celebrare questa promozione. Che significato ha per te questa stagione e questa promozione? Ma dai, è sempre una bella soddisfazione, vincere i campionati è sempre una bella gioia, poi Samassi dai, se lo meritava questa società, quindi siamo contenti perché abbiamo raggiunto un grande obiettivo. È stata una bella annata, dai. È stata una bella annata dentro il campo, immagino anche fuori. Come ti sei trovato in questo gruppo? Mi ha detto Dessì in precedenza, anche il gruppo è stato il segreto di questa cavalcata trionfale. Sì, dai, è vero, la verità è che siamo stati bene tutto l'anno, quando c'è comunque dietro una vittoria così c'è sempre tanto lavoro dietro, una squadra affiatata, un ottimo allenatore, una grandissima società, quindi alla fine tutti i presupposti affinché si sia conclusa nel migliore dei modi. L'anno prossimo ancora a Samassi? Vediamo, io di anno in anno decido se continuare o meno, adesso un po' di vacanze e poi decidiamo. Grazie mille allora anche Emiliano Melis, lo lascio andare a festeggiare assieme ai suoi compagni. È in corso la festa del Samassi. Prego ancora il nostro Alessandro Faris di andare nuovamente in pubblicità. Io cerco di recuperare ancora qualche ospite dal campo Coghinas di Assemini. Non sarà semplice perché immagino grandi gavettoni già tutti praticamente sotto la doccia, ma ci proveremo come sempre. Allora rimanete su Directa Sport. Siamo tornati in diretta da Semini, ora sono in compagnia del mister del Samassi, Paolo Busanca. Mister, l'ho chiesto a Dessì, l'ho chiesto a Melis, lo chiedo anche a lei, che sapore ha questa promozione? Il sapore delle vittorie sono sempre buoni. Certo, il percorso non è stato semplice, ci davano tutti per favoriti all'inizio dell'anno, però poi i campionati bisogna vincerli sul campo. Mi sa che... La capolista se ne va! La capolista se ne va! C'è stata una piccola interruzione di questa intervista, ve ne sarete forse accorti, mister. Allora anche il gruppo immagino, perché se c'è un rapporto di questo tipo tra il mister e la squadra, evidentemente una stagione così non può che andare a finire con un successo. Sì, il gruppo si è cementato cammin facendo, perché è una squadra composta nei titolari 11 undicesimi nuovi, e quindi rimettere in piedi, costruire qualcosa che abbia un senso dal punto di vista tecnico, tattico e anche dal punto di vista comportamentale non è stato semplice. Piano piano ci siamo riusciti, una volta che abbiamo trovato, diciamo, l'alchimia giusta, non abbiamo avuto rivali. Quella di oggi è stata una partita strana, probabilmente anche in discesa dopo il gol trovato dopo un minuto, però i presupposti insomma non erano semplici, perché questo continuo rimandare
E allora proviamo a condurre in porto questa intervista, mister. Non siamo entrambi più asciutti, ma ci voleva, e quello è il bello, insomma, della festa di oggi del Samassi. Dicevamo, la partita di oggi non era semplice, aveva anche dei contenuti particolari, perché la San Marco voleva vincere, cercava un successo, e a voi mancava cacciuto. Avete segnato 7 reti, insomma, alla faccia. Sì, abbiamo segnato 7 reti, ne abbiamo preso anche 3, che non è usuale per noi, però voglio dire, le ultime 2 probabilmente è frutto dell'ormai acquisito campionato. Qualcuno ha mollato anche di testa, però insomma va bene così. L'importante è, bastava un pareggio, è arrivata una vittoria roboante, va benissimo. Grazie mister, andiamo entrambi ad asciugarci a questo punto e andiamo anche a chiudere questa diretta dal campo di via Coghinas ad Assemini. Vi ricordo che il Samassi ha battuto per 7-3 scusate, la San Marco Assemini, conquistando matematicamente chiedo scusa, la promozione nel campionato di eccellenza che mancava alla Samassi da ben 3 anni. È tutto allora per questa diretta. Io ringrazio Alessandro Farris che ha curato le immagini e la parte tecnica, e vi do appuntamento a tutti i prossimi eventi di directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.